Vai. Usciamo. Qua è solo il condizionatore, manca questa macchina. Sì, non ne parliamo dei condizionatori. Perché? Personalmente a quanto mi costa lo scasciamacchine. Quindi come sentono puntare i condizionatori, si che più vendano per noi. Romba. Sì, no, ma diciamo che ultimamente proprio è diventata molto scattante. Infatti si sente proprio. Questo cangiamento che ho fatto la marmita, anche perché poi ho preso il catalizzatore originale, lo sfasciacarrozze, la parte centrale, diciamo il silenziatore centrale era nuovissimo, perché io come l'ho visto nuovo ho detto già che mi prendo anche quello, quello col flessibile. Poi mi sono preso l'apertura laterale per il portellone di dietro che lo devo montare alla 600. Censuriamo, Katia ti voglio bene, Katia ti voglio bene, punto. Tagliamo. Stavo dicendo, la portina diciamo per aprire il portellone dietro lo monterò alla 600 e uno spruzzino sempre per la 600 in quanto quello che c'è è spaccato, gliel'hanno venduta così a mio fratello. Vabbè, insomma, tutto quanto dalla modica cifra di 100 euro. Cioè già vedo scasciamacchina era partito, sonda. Ah, c'è anche la sonda lambda originale della 500, quella col filo corto. Già quello dello sfascio era partito, la sonda lambda costa 70 euro. A chi? 35 costa. Ma che cavolo stai dicendo? Vabbè, se mi vuoi mi credi. Altro non ti posso dire, dammi una pinzetta, la smonto e te la lascio. E così abbassiamo. Vabbè, ma quella, la parte di centro costa 80 euro. Ma dove? 40 euro la prendo al negozio. Ma c'è te pensi che è una macchina 2006-2008? Questa 1996. No, ma tira, alla fine 100 euro mi sono portato tutto. Andato a casa, ho preso la marmitta, vabbè, a parte che me la sono tutta quanta smerigliata, pulita tutta quanta, e ci ho poi fatto praticamente con un tubo da diametro mezzo pollice, di quelli zingati, ho preso, ho tirato martellate all'interno del catalizzatore e gli ho aperto un buco. Poi, non contento perché il buco mi sembrava piccolo, ho preso un tubo da 3/4, tagli, nuovo, tagli, ritagli, gli ho allargato il foro. Non contento, ho detto, ma perché facciamolo da pollice? E proprio abbondiamo alla totò, abbondiamo. Poi un po' c'è un quarto, poi il 3/4. Sì, no, vabbè, poi c'è un quarto come se non sbaglio non entrava dentro al foro. Insomma, ho fatto tutto quanto. Prima girata da una parte, poi girata dall'altra per far cadere tutto il residuo. Mi sono cominciato a montare sta marmita. Fatta tutta quanta, montata. Allora, appena la metto in moto, macchina bella, tranquilla, silenziosissima, come accelerare non si sentiva neanche. E teniamo conto che questa, praticamente il terminale di dietro, è stato quello che mi ha fatto realizzare 148 decibel al concorso di italiano, al Salento di Trento. Però all'epoca stavo montato senza, diciamo, silenziatore centrale, senza catalizzatore avanti, un po' diretto. Poi invece la marmetta non è venuta da così a così come sono arrivato. Va bene. Vado a fare un giro, tutto a un tratto accelero di terza, mi sento la macchina che da sola mi scappa dalle mani per quanto va di ripresa. Faccio la curva, trovo un avvallamento, vado a passare sull'avvallamento, mi si comprima la macchina dietro, la marmetta viene l'effetto semplice, così. Allora, da sotto l'asfalto, da sopra il gancio di traino, ci ho dato un colpo da sopra, l'ho sgobbata. Che bello. No, niente. È andata a finire così. Vabbè. Per il resto va liscia, va tranquilla. La 600, la 500. Ma di chi è sta macchina? Ma di chi è sta macchina? Una... Ogni tanto la vogliamo lavare, no? Infatti. Caspita. È di qualche socio deve essere. Senti, a proposito, ma tu anche su per caso alla televisione?